della Fondazione Tattarella, firma del giornale, col quale mi scuso con lui e con gli ascoltatori. Oggi vi dovete beccare questa voce perché, come dire, ho avuto un abbassamento improvviso, mettiamola così. Sei con noi, Francesco? Sì, buongiorno Giovanni, grazie per l'invito. Grazie a te, bentornato su Radio Libertà. Allora, io veramente partirei, sai, spesso si dice con l'ospite, partiamo dall'articolo che hai scritto oggi, no? Ogni tanto può essere, come dire, una captatio, e invece oggi ha proprio senso partire dall'articolo che hai scritto sul giornale, perché l'articolo si intitola Un altro assalto al grido di Allah, l'Emilia Rossa è fuori controllo, e mi sembra che dal tuo articolo emerga come l'Emilia Romagna, di cui tu sei conoscitore anche per motivi biografici, si candida a modello in piccolo, ma mica tanto in piccolo, visto anche l'importanza della regione, a paradigma negativo di quello che sta accadendo sempre più spesso nella cronaca, sempre più spesso anche in Italia, relativa a questi sicuramente, come dire, malati psichiatrici che, guarda caso, però quando fanno questi atti spesso scomodano Allah. Ci vuoi riassumere anzitutto perché il modello Emilia oggi è significativo? Io parto da 3 fatti di cronaca. Primo fatto di cronaca, l'attentato compiuto da marocchino di seconda generazione a Modena, con cui si è gettato con la sua auto sulla folla, è sceso e ha cercato di accoltellare i passanti, e subito è stato derubricato come non il gesto compiuto da un immigrato di seconda generazione con delle modalità assolutamente analoghe a quelle del terrorismo islamico che abbiamo già visto nel nord Europa, che abbiamo visto in Francia, ma è subito stato derubricato come il gesto di un folle, il gesto di un pazzo, tant'è che il giorno successivo viene organizzata a Modena una manifestazione in piazza con tutto lo Stato Maggiore del PD, il Presidente della Regione, il Sindaco di Modena, chiamata raccolta di tutto l'establishment da tutta la regione, manifestando contro l'odio e puntando il dito contro la destra colpevole di seminare odio per il fatto di aver sottolineato che probabilmente non si era trattato solo ed esclusivamente di un gesto di un folle, di un bergamasco laureato di 31 anni, così è stato presentato, e poi guarda caso si viene a scoprire poche ore dopo la manifestazione i messaggi in cui lui scriveva bastardi cattolici, in cui attaccava Gesù, faceva delle ricerche sul radicalismo e quant'altro. Secondo fatto di cronaca, viene arrestato un 22enne, sempre in Emilia Romagna, a Reggio Emilia, che progettava di fare un attentato, che messaggiava addirittura con un affiliato all'ISIS, e anche in questo caso il 22enne arrestato aveva dei problemi psichiatrici, quindi tutto a posto, perché c'è un problema solamente legato al tema del disagio giovanile, e questa è la motivazione. Poi l'altro ieri, sempre in provincia di Reggio Emilia, un marocchino quarantenne va contro i carabinieri, inneggia ad Allah, urla farò saltare per aria la vostra caserma, e viene arrestato. I carabinieri devono anche andare in pronto soccorso. In questo caso era in stato di alterazione psicofisica. E perché racconto questi 3 episodi? Perché questi 3 episodi si tengono insieme per raccontare come ci sia un evidente enorme problema legato alla sicurezza in Emilia Romagna. D'altro canto lo dicono i dati della classifica delle città con il maggior tasso di criminalità in Italia, stilata dal Sole 24 Ore. Nelle prime 25, 7 sono città dell'Emilia Romagna, ma non è che una mattina gli emiliani romagnoli, notoriamente peraltro anche popolo mite e accogliente, si sono trasformati tutti in dei criminali. C'è un problema evidentemente legato all'immigrazione, c'è un problema legato alla mancata integrazione e c'è un problema legato al radicalismo islamico che si sta diffondendo sempre di più in Emilia Romagna, e la risposta da parte di chi governa da sempre la regione sono gli sportelli contro l'islamofobia, pagati con fondi pubblici a Reggio Emilia, pagati con fondi pubblici a Bologna, e la colpa è della destra che semina l'odio.
Sì, diciamo che mi pare un quadro, ahimè, abbastanza esaustivo. Volevo chiederti, come, cioè, da conoscitore anche della regione, anche della parte politica che guida la regione, credo dai tempi del codice di Hammurabi, cioè la sinistra, eh, cos'è successo nell'ideologia? Cioè, c'è stato uno slittamento, mi pare, no? Nel senso che a un certo punto anche la pratica amministrativa, che in Emilia era anche a modo suo, come dirti, virtuosa per quanto irrigimentata in un'ideologia, a un certo punto viene divorata proprio da questa ideologia, come dirti, no? Ultra inclusivista, ultra woke, eccetera. Come questa cosa ha influito poi sulla mala amministrazione a quel punto? Ma l'Emilia-Romagna è un grande laboratorio di quello che è diventata la sinistra e di quello che sarà la sinistra, che è basato su una contraddizione enorme, perché da un lato si portano avanti delle politiche totalmente woke, per cui nella mia città, a Cesena, il Consiglio Comunale ha approvato l'altro giorno una mozione sulla giustizia mestruale, e Cioè? dall'altro Cosa lato sarebbe, scusami? ma sarebbe sostanzialmente la necessità che il comune deve pagare gli assorbenti sostanzialmente a chi ne fa richiesta, e quindi è una sorta di welfare legato alla giustizia mestruale. Questa Ok. è stata Oh. approvata questa mozione, e in più si porta avanti tutto il tema delle drag queen nelle scuole, che l'abbiamo visto in varie occasioni, anche in varie scuole purtroppo dell'infanzia. Si portano avanti tutte le politiche sul gender, e quindi c'è da un lato una deriva folle sul tema woke. Dall'altro lato invece c'è un'adesione a quella visione che in Francia chiamano di Islamogauchism, cioè di saldatura tra una sinistra sempre più radicale su questi temi e un Islam estremo, e si crea una saldatura tra questi due mondi che evidentemente sono inconciliabili, perché tutte le pretese del mondo woke sono completamente antitetiche alla visione che ha l'Islam, lo abbiamo visto in tante occasioni, e questo però è il modello che la sinistra ha adottato anche in altre parti d'Europa, in Francia, che ha adottato in Gran Bretagna, che ha provato ad adottare, per fortuna con modalità fallimentari, anche a Venezia. E il tema di Certo. fondo è che oggi la sinistra vuole utilizzare il voto degli immigrati come uno strumento di consenso politico, e quindi sapendo che gran parte di queste persone sono diventate anche cittadini italiani, quindi hanno il diritto al voto, e cerca di fare delle politiche che sono delle politiche che vanno incontro alle richieste di questi mondi. Il problema è che le richieste che vengono avanzate da questo Islam radicale sono inconciliabili con i nostri valori di democrazia, i nostri valori di libertà, i nostri valori occidentali, e al tempo stesso, proprio per cercare di andare incontro a questo modello, si rischia poi di cancellare invece quegli aspetti che caratterizzano il modello delle democrazie occidentali, con dei fatti incredibili. Cioè, l'altro giorno nella festa del sacrificio islamico, siamo sempre a Reggio Emilia, e il presidente del Consiglio Comunale non solo ha partecipato alla festa del sacrificio islamico, che è sostanzialmente la festa per poi il sacrificio, che è lo sgozamento sostanzialmente, ma è andato a questa iniziativa con la fascia tricolore. Quindi si è presentato con la fascia tricolore a una festa islamica e ha parlato, ci sono tutte le fotografie. Allora capisci bene che siamo di fronte a un totale cedimento culturale con una finalità politica, senza capire che pensano di usare l'Islam, finiranno per essere usati dall'Islam. Certo, tra l'altro non so se tu l'hai sentito, io non ho sentito nessun, come dire, nessun intellò tetro custode del laicismo repubblicano dire di fronte al sindaco, no? Col tricolore che va alla festa del sacrificio, cioè gli stessi che alzano il sopracciglio ogni volta che si ricorda che il crocefisso ha qualcosa a che fare con la nostra identità. Di fronte a queste scene, come dire, cadono in un mutismo improvviso. Come mai questo doppio pesismo? Bravissimo, cioè gli stessi che ci hanno fatto una testa così sul tema della laicità dello Stato e la laicità della scuola,
per cui mettere il crocifisso nelle scuole va contro il rispetto della laicità e quindi bisogna togliere qualsiasi simbolo cristiano, poi sono gli stessi che dicono chiudiamo le scuole per il Ramadan. Ah, certo. Allora capisci bene che c'è una contraddizione enorme. Gli stessi che dicono no, però il vescovo non deve partecipare alle iniziative pubbliche perché c'è la multireligiosità, e no, però le istituzioni non è che possono partecipare alle festività cristiane, e poi c'è il Presidente del Consiglio Comunale che invece va alla festività islamica e ci va con la fascia tricolore, e poi hai le contraddizioni delle università. Il caso dell'Università di Bologna è emblematico da questo punto di vista, in cui fanno gli scioperi per Gaza, fanno le flottiglie di terra e quant'altro, e poi però chiedono al tempo stesso il tema del gender, i bagni senza sesso e quant'altro, non capendo che le stesse richieste che fanno per le loro flottiglie di terra sono antitetiche totalmente a quella visione pro gender, quella visione pro LGBT che il mondo islamico rifiuta in toto. Certo, diciamo che stando in una mitologia emiliana potremmo dire, no, che Peppone si litigava con Don Camillo, ma oggi si trova molto bene con l'imam, invece mi sembra un po' questo. Esattamente, ma ridateci per citare un grande autore che ha scritto un bel libro per Liberi che si chiama Giovanni Sallusti. Lo conosco di vista. Ridateci vecchi comunisti. Peraltro è uscito in questi giorni, l'avrei visto Giovanni, un altro libro scritto da Velardi, dall'attuale direttore delle Riformiste, da Chicco Testa, due che hanno fatto parte della storia del PC, ma io sono fermamente convinto che l'operaio o il contadino romagnolo emiliano che votava il Partito Comunista 50 anni fa, se vedesse cos'è diventata l'attuale sinistra in tutta Italia, ma in Emilia Romagna in particolare, si rivolterebbe nella tomba, perché siamo di fronte davvero anche a una negazione poi di tutte quelle che erano le battaglie storiche della sinistra. Ma ti faccio un altro esempio, citato anche nell'articolo uscito oggi sul giornale, il sistema di welfare. Cioè noi abbiamo in Emilia Romagna perché poi parte di questa visione è ovviamente quell'approccio del pubblico che è invasivo in tutto, certo. che è statalismo, che però in questo caso diventa regionalismo alla massima potenza, e quindi abbiamo un sistema di welfare molto, molto forte e una sanità pubblica, così, questo va detto a onor del vero, come in gran parte delle regioni, con un debito pubblico molto alto, determinato anche dal fatto che, secondo i dati della regione, c'è un accesso ai pronto soccorso per dei casi che sono molto spesso dei casi non urgenti, non necessari, in una percentuale ingente anche da parte di popolazione straniera. Cioè, per intenderci, molto spesso accade che l'extracomunitario va in pronto soccorso per accedere a dei servizi di cui non ci sarebbe bisogno andasse in pronto soccorso. Un costo chiaramente enorme poi per la sanità pubblica, intendiamoci, non è l'unica motivazione del debito della sanità pubblica emiliano-romagnola, ma è parte del tema. E allora, per pianare questo debito che si è creato anche per queste motivazioni, cioè un numero molto alto di stranieri che usufruiscono del sistema di sanità pubblica, qual è stata la soluzione? E rientriamo poi in tutta la visione: aumentiamo le tasse ai cittadini. Certo. Quindi c'è stato aumento del bollo sulle auto, c'è stato l'aumento dell'addizionale delle tasse regionali, presentato però come una misura necessaria per mantenere questo sistema di welfare. E allo stesso modo le case popolari, il 25% delle case popolari sono sostanzialmente date dagli stranieri, il 30% del sistema di welfare regionale ne usufruiscono gli stranieri, nonostante siano solamente il 13% della popolazione. E allora perché, tornando all'operaio, al contadino che votava PC, deve essere contrario a questo approccio? Perché chiaramente oggi si trova l'italiano che è in difficoltà economica ad essere svantaggiato. Cioè, certo, il paradosso è che le classi sociali più deboli non usufruiscono di questo sistema, ma sono svantaggiate. Assolutamente. Facciamo un mini break solo di 30 secondi, ma torniamo subito.
Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online Su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Eccoci, bentornati a Parlando Liberamente con Francesco Giubilei, a cui volevo chiedere, a proposito della tradizione del comunismo emiliano di cui si parlava, ieri io mi sono imbattuto in un virgolettato che secondo me è una probabilmente involontaria, ma perfetta sintesi di quello di cui stavamo parlando, no? Islamogoscismo, involuzione della sinistra, anti-occidentalismo ormai della sinistra, eccetera. L'ha fatta, questo virgolettato, è di uno degli esponenti che a me stanno anche personalmente più simpatici, forse, della sinistra, che è Pierluigi Bersani, che però in un talk televisivo, no? Di fronte a una collega di Libero che lì squadernava, diciamo, l'ovvio, cioè il fatto che a Venezia si è perso soprattutto perché gli elettori hanno bocciato un progetto chiaramente di islamosinistra. Virgolettato i Bersani: benissimo, questa volta non l'hanno digerita, la prossima volta la digeriscono. A me è un po' gelato il sangue, cioè vuol dire che è proprio una strategia di lungo termine e che l'elettore, volente o nolente, no, come una volta doveva digerire il Sol dell'Avvenire, adesso deve digerire questa follia. L'ho trovato un virgolettato significativo e inquietante. Cosa ne pensi? Ma certamente non è una casualità questa volontà nelle liste di Venezia di candidare gli esponenti della comunità bengalese, così come peraltro è avvenuto fortunatamente con risultati in questa fase non soddisfacenti, ma in futuro vedremo anche a Lecco, anche ad Agrigento, anche a Legnano, e temo che alle amministrative del 2027, in cui si voterà peraltro a Torino, a Roma, a Milano, quindi a Napoli, nelle principali città, troveremo all'interno delle liste del PD, di AVS o comunque a sostegno dei candidati di sinistra un numero sempre più ampio di immigrati di seconda generazione. Ma intendiamoci, io non credo che nessuno di noi, nessuna persona di destra ha una contrarietà proristica al dire c'è un candidato che è un candidato straniero che ottiene la cittadinanza e decide di candidarsi per il comune. Certo. Questa è una cosa che va benissimo, ci mancherebbe altro. Il problema è se tu candidi della gente che ti fa la campagna elettorale con i volantini in bengalese e non in italiano, e già questo dovrebbe, visto che fino a prova contraria si candidano in comuni italiani, già questo dovrebbe drizzare le orecchie. Ti fa la campagna elettorale con le invocazioni ad Allah e quindi ti dice Allah sia con noi, il profeta e tutto quant'altro. Ti basa la campagna elettorale sulla necessità di costruire la nuova moschea, ti basa la campagna elettorale sulla necessità di chiudere le scuole per il Ramadan, allora intendiamoci, qua non è il tema dell'integrazione, qua è un tema ben diverso, è un tema di volontà di imporre da parte di queste persone, di questi candidati, le loro usanze, il loro modello in Italia, e questo non ci sta bene evidentemente. E il problema di fondo è proprio questo, cioè è il fatto che quello che la sinistra presenta come modello di integrazione non è un modello di integrazione, è un modello di sottomissione culturale, e se il modello deve essere quello che candidiamo gli stranieri perché gli stranieri ci impongano quelle che sono le loro visioni, in quel caso è giusto opporsi a un modello di questo genere, ma d'altro canto, torniamo a quello che dicevamo poco fa, è chiaro che quanto noi vediamo ormai da vari anni in Gran Bretagna, in Francia, in Belgio, rischia di arrivare, anzi sta arrivando anche in Italia, e la sinistra, che ha notoriamente un approccio più internazionale sotto tanti punti di vista, guarda quei modelli lì come dei modelli che devono essere esportati anche in Italia. Certo, e tra l'altro a questo proposito volevo analizzare con te ora alcune diciamo contraddizioni, no, del racconto mainstream che tiene Bordone a quest'ottica politica, via. A me ha colpito molto
tutta la faccenda che ormai tirano fuori come riflesso condizionato del disagio psichico-psichiatrico riferito al Kudri, ma a quasi ogni protagonista anche degli episodi di cronaca che ricordavi tu, anche quello in Svizzera che ha coltellato persone urlando all'Akbar, no? C'è sempre la corsa a clinicizzare la notizia. Volevo chiederti, ma a me sembra che l'alternativa è un po' falsa, cioè non è che o c'è disagio psichico o c'è terrorismo. A me sembra che il terrorismo contemporaneo, che ormai è, no, pulviscolare, non è più la rigida struttura di Al-Qaeda o dell'ISIS fase 1, semina, no, anche in quella terra di nessuno, dove ci sono anche disagiati, sbandati, rancorosi vari, che poi però usano quelle modalità e all'Akbar lo urlano. Quindi ecco, non è che le due cose sono per forza in contraddizione, o no? Ma certo, hai pienamente ragione. Cioè, il problema è che nei fatti che abbiamo visto nelle ultime settimane si è subito cercato immediatamente anche questa volontà immediata di dover derubricare il fatto solo ed esclusivamente a dei fatti legati a delle motivazioni di carattere psichico, dovrebbe far pensare. Cioè perché si dice no, non bisogna dire nell'immediato che è un attentato islamico, bisogna attendere le indagini, capire, però allora allo stesso tempo bisogna dire nell'immediato che è solo ed esclusivamente un fatto legato a motivazioni di carattere psichico. Come fanno? Ma questo è non solo un alibi, ma è una precisa strategia comunicativa. E tu che partecipi anche tanti talk lo sai, cioè nel momento in cui si mette le mani avanti e dice no, però era una persona che aveva dei disagi psichici e che guarda caso poi è anche lo strumento che utilizzano molto spesso anche nei processi di cronaca, in un altro ambito gli avvocati, per cercare di scagionare anche quelli che talvolta sono dei serial killer, dicendo no, aveva dei problemi psichici, le famose perizie e quant'altro. È un modo per cercare di sminuire quanto è accaduto, derubricare il problema solo a una questione di carattere psichico senza guardare la radice del problema. E la radice del problema è che c'è un problema enorme di mancata integrazione di una parte, non tutte per fortuna, delle seconde generazioni. E questo problema di mancata integrazione delle seconde generazioni degli immigrati è particolarmente sviluppato nel mondo islamico. Tant'è che ci sono altri immigrati di seconda generazione che vivono in Italia e che vengono magari da paesi che sono anche paesi cristiani, che sono molto più integrati rispetto a queste popolazioni. Cioè penso, noi abbiamo oltre 1 milione di rumeni, per esempio, che sono molto più integrati all'interno del contesto italiano. Abbiamo i sudamericani che spesso sono più integrati. C'è un problema legato a alcuni mondi che sono dei mondi legati a una visione sociale, culturale e religiosa islamica, e che è una visione inconciliabile molto spesso con ciò che siamo noi. Indubbiamente. E a proposito di contraddizioni, volevo sapere cosa ne pensai di questa, secondo me, oggettivamente clamorosa, no? Per cui gli organizzatori, il comitato Pride che organizza il Gay Pride di Roma, ha proprio espulso, cioè ha impedito impedirà la partecipazione al Gay Pride di Keshet Italia, che è l'associazione delle persone LGBT che appartengono alla comunità ebraica. Lo ha fatto perché queste associazioni di persone ebree si sono rifiutate di adottare in modo acritico la piattaforma come dire, nota sul genocidio in corso a Gaza, l'israeliano sempre comunque cattivo e via dicendo. Ma non capisco però cosa c'entri col Pride, cioè sembra che gli omosessuali ebrei siano meno omosessuali di altri. Ma guarda, io ti collego questo caso a un altro caso perché si tengono insieme, che è quello di Henry De Luca. Certo. Non so se hai visto Henry De Luca, è scrittore, icona della sinistra, autore Feltrinelli, la sinistra dura e pura, quant'altro. Rilascia un'intervista a un quotidiano israeliano e dice a Gaza non è stato fatto un genocidio e sono sionista. Apriti cielo. Appelli per non invitarlo più ai festival e appelli a Feltrinelli per non pubblicare più Henry De Luca,
critiche, attacchi da tutta l'intelligenza, dal mondo intellettuale, culturale di sinistra, lui che è costretto a scusarsi, cioè a fare l'intervista riparatoria, a scusarsi non si sa bene di cosa, per aver espresso un'opinione, cioè neanche avessi insultato qualcuno, cioè ha espresso un'opinione, peraltro sul tema del genocidio anche condivisa poi anche da gran parte degli storici, eccetera, ha espresso questa opinione, costretto a fare l'intervista riparatoria. E perché ti racconto questa cosa? Si tiene insieme con il tema del Gay Pride e con gli ebrei che vengono esclusi dal Gay Pride, perché è evidente che ormai in certi ambienti questo tema è diventato un tema che è una linea rossa e che ha cancellato totalmente la libertà di parola, la libertà di espressione e la possibilità di poter avere all'interno del mondo della sinistra o all'interno dei mondi, in questo caso parliamo del Gay Pride, ma potremmo parlare dei collettivi universitari, in tanti ambiti legati a quel mondo politico-culturale, in cui non è più accettato che si possano esprimere opinioni che siano diverse rispetto a quelle della maggioranza. C'è un conformismo sconcertante che poi arriva al punto di far sì che si accettino nelle piazze le bandiere nelle piazze del Gay Pride, si accettino le bandiere della Palestina e si accetti di inneggiare a Gaza e quant'altro, dove Hamas, fino a prova contraria, gli omosessuali li impicca, e invece non si accetta la bandiera di Israele, le associazioni ebraiche, dove invece Israele è sempre stata una nazione in cui c'è sempre stata storicamente una forte comunità LGBT, ci sono stati i Gay Pride e quant'altro. E quindi ci sono delle contraddizioni che sono delle contraddizioni veramente incredibili e illogiche, perché qua stiamo parlando di illogicità e si basano poi su questo assunto, che è un assunto folle, così come l'idea del sospendere le relazioni diplomatiche o sospendere la collaborazione tra Italia e Israele, sull'assunto che governo uguale Stato, Stato uguale popolo, che è un assunto molto pericoloso, perché uno può anche essere contrario al governo Netanyahu, ma non è che se uno è contrario al governo Netanyahu deve allora identificare Israele uguale al governo Netanyahu, oppure identificare Israele uguale a tutti gli ebrei del mondo, perché così entri in un ambito che è un ambito molto pericoloso, che è quello che stiamo vedendo. Indubbiamente, e tra l'altro il paradosso evidente è che tu cacci dal Gay Pride quelle comunità il cui Stato, perché poi Israele è lo Stato degli ebrei, è l'unico nel Medio Oriente in cui si può celebrare un Gay Pride. Ecco, questa è un po' la sintesi finale. Esatto. E sempre stando sul piano internazionale, ma in realtà per guardare le derive un po' comiche, un po' insopportabili del nostro mainstream, mi sembra abbastanza in difficoltà l'ultimo idolo del mainstream progressista, no? Pedro Sanchez, no? L'eroe telegenico, romantico, l'amico di Francesca Albanese, colui che tiene la schiena dritta contro l'orco Trump, diciamo dalle notizie che vengono dalla Spagna sul suo sistema di potere, sui legami con il vecchio guru Zapatero, sulla modalità anche di gestione del potere di Sanchez, diciamo che mi sembra un idolo abbastanza di cartapesta. Cosa ne pensi? Ma certo, anche su questo noi abbiamo avuto un dibattito per mesi basato sulla sinistra, che ci vedeva dire no, però l'Italia deve guardare alla Spagna, il modello spagnolo, e noi dovremmo fare come la Spagna. Segnalo intanto che da che mondo è mondo uno dovrebbe guardare, diciamo, a quei paesi che sono dei paesi che si trovano in una situazione diciamo economica, di peso geopolitico maggiore del nostro, per cercare di migliorarsi. Noi abbiamo la Spagna che, dati alla mano, ha un prodotto interno lordo minore del nostro, è una nazione che non è all'interno del G7 e quindi ha un peso minore dell'Italia, e questo è un dato di fatto. Quindi guardare a chi ha un'economia più piccola della nostra è presente negli scenari geopolitici mondiali meno di noi, non mi sembra una grande idea, come primo punto. Dopodiché il tanto decantato modello spagnolo
Noi abbiamo un governo che, a proposito di immigrazione, fa una sanatoria per regolamentare centinaia di migliaia di clandestini. Cioè, sostanzialmente il modello spagnolo è: sì, entra legalmente in Spagna e quindi anche in Europa, poi tranquillo, una volta che sei entrato illegalmente, tanto poi c'è la sanatoria e diventi cittadino spagnolo. A quel punto che senso ha il dover entrare regolarmente, rispettare le leggi? Uno entra e poi tanto c'è la sanatoria. E questo è il primo tema. Il secondo tema sull'energia, le rinnovabili e quant'altro: non si ricorda mai che quando la Spagna ha provato a utilizzare solo ed esclusivamente rinnovabili c'è stato quel famoso blackout che ha bloccato l'energia, ma non si ricorda mai che a tutt'oggi, poi diranno che le dismetteranno, lo vedremo, ma a tutt'oggi il sistema energetico spagnolo va anche col nucleare. Certo. Quindi loro hanno le centrali nucleari e hanno anche molti più rigassificatori di noi, ma il dato politico è questa mitizzazione della sinistra spagnola, che scopriamo oggi essere tutta indagata. Cioè c'è la moglie di Sanchez, del primo ministro, che ha 7 capi di imputazione, ci sono i ministri che sono indagati, l'eroe della sinistra a cui hanno fatto anche il film Zapatero. E mi è tornato in mente, Giovanni, l'immagine di Silvio, ti ricordi Berlusconi quando si fu quella conferenza stampa e salutò Zapatero, leggendaria, e andò via, cioè aveva capito tutto. anche in quel caso. Insomma, Zapatero, che è stato presentato come il grande modello e quant'altro, scopriamo oggi essere indagato col tesoro nascosto, stava per scappare a Cuba con i gioielli, in Venezuela, e questo è il modello che volevano importare in Italia. Cioè, sì. Mi sembra per l'ennesima volta una sinistra che è completamente fuori dal mondo rispetto a quello che deve essere la ricetta che dovrebbe avere l'Italia se andassero al governo loro. Indubbiamente, ma tra l'altro scusa, mi hai fatto venire, a proposito di Cuba, ho visto che in TV ha invitato l'onorevole Ilaria Salis, se non ho capito male, a come dire, trasferirsi armi e bagagli a Cuba. Cos'è successo? Sì, no, ha detto che abbiamo troppa zelanza, nuovo termine coniato per l'occasione dall'onorevole Salis nel difendere le democrazie. No, semplicemente abbiamo avuto un confronto su Cuba e la Salis ha presentato Cuba come se fosse un misto tra Zurigo, Ginevra o Stoccolma come modello. Sanità gratuita, scuole gratuite, tutto funziona, tutto bello, a differenza dell'Occidente, dell'Italia e degli Stati Uniti, che hanno un pregiudizio classista e razziale. Quindi noi abbiamo il pregiudizio classista e razziale e quindi non va bene. Invece il modello che dovremmo adottare è il modello cubano. Quindi l'ho fatto notare che se il modello che dobbiamo adottare è il modello cubano, dato che noi comunque, nonostante tutti i problemi che nessuno nega abbia l'Italia, abbia l'Occidente, nonostante le cose magari potrebbero andare bene, tutto vero, però in ogni caso preferiamo vivere in Italia. E se lei invece le piace il modello cubano, è liberissima di andare a La Habana e aprire un ciringhito a La Habana e si può trasferire quando vuole. Farò una profezia molto facile: non credo che Ilaria Salis salirà su quell'aereo per L'Havana, perché L'Havana è molto bella vista dai salotti occidentali, diciamo, no? A maggior ragione se sputi sui salotti occidentali medesimi. E in conclusione possiamo dirci che, con tutti i difetti, le perplessità, le difficoltà anche dell'orco Donald Trump, se un'azione anche americana butterà giù un regime liberticida, tirannico, che ha ridotto il suo popolo alla miseria, io non sarò dispiaciuto, ecco, personalmente. Certo, ma indubbiamente l'auspicio è che anche a Cuba possa poi tornare quella democrazia che da tanti anni non c'è, anche perché se il popolo cubano è affamato e si trova nella situazione in cui si trova, non è colpa dell'America, dell'Occidente, ma è colpa di chi li governa, che è una dittatura che peraltro si arricchisce, come tipico schema comunista, alle spalle dei propri cittadini, tant'è che la sorella del principale responsabile di quella che è l'azienda di Stato, la cassaforte di Stato cubana, viene arrestata dove? In Florida, dove gestiva, guarda caso, tutto le risorse investite però negli Stati Uniti, nelle democrazie capitaliste, da parte del regime cubano.
E direi che questa è l'istantanea definitiva sull'ipocrisia della sinistra, che è stata un po' il filo conduttore della nostra chiacchierata. Io ti ringrazio molto di essere stato con noi, Francesco. Grazie a te, grazie mille per l'invito, Giovanni. Buon lavoro, a presto. A presto, presto. Parole